anche perché io potrei essere magari un buon artigiano, un buon certo. saldatore, ma ovviamente la parte burocratica è una novità. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e oggi sono ospite di Gezim Cristo. Ciao Jimmy, perché tutti ti chiamano così, giusto? Esatto, da 20 anni ormai. Siamo appunto a Concordia Sagittaria in provincia di Venezia e Jimmy si occupa di saldature, ma iniziamo a conoscere il tuo percorso perché tu fai parte di una nuova categoria di artigiani sempre più presente, ovvero gli artigiani che non sono nati in Italia o che sono magari in Italia da tanti anni. Com'è stato il tuo percorso lavorativo? Allora, diciamo che il mio percorso è iniziato con la voglia di crescere e di raggiungere degli obiettivi tanto voluti negli anni, diciamo, e cambiare anche, perché no, la mia vita. Diciamo che è un mestiere che lo faccio da tantissimi anni, appunto Ok. da almeno qua in Italia da 20 anni, no? È una passione grande per me, cioè un mestiere che mi è sempre piaciuto e l'ho portato negli anni sempre migliorando e facendo esperienza, no? Diciamo che questa esperienza e la conoscenza del mestiere mi ha spinto a fare dei passi in avanti e cercare di creare qualcosa per me stesso. Ho iniziato l'attività a febbraio del 2026, appunto da quest'anno. Quindi hai fatto il grande salto, Ho fatto diciamo. il grande salto dopo tanti anni che ho voluto arrivare a questo punto, però appunto come dicevo che serve anche l'esperienza per prendere delle certe decisioni. L'azienda praticamente rappresenta sempre sì, la saldatura e dove si occupa di collaborazione con altre aziende, magari in realtà più grandi, dove in momenti di difficoltà dei progetti grandi hanno bisogno di un appoggio da piccole realtà come la mia, con l'esperienza ovviamente e le capacità va in aiuto Certo. a chiudere dei progetti. Più mi occupo anche di manutenzione anche su privati. Diciamo che negli anni un po' si è persa anche la mentalità di riparare. Mm. Quindi, Buttiamo via tutto qua, ti dicono sempre esatto, costa più metterlo a posto che comprarlo esatto. nuovo. Quindi, siccome mi sono accorto col tempo che non c'è più neanche l'azienda, giustamente tante aziende anche per il discorso di costi, non conviene più magari mandare un dipendente a fare delle manutenzioni perché le spese non lo Certo. permettono. Io sono quel piccolo artigiano che va incontro a queste esigenze. Quindi tutto quello che ha a che fare con manutenzioni di rotture di metalli, no? Quindi che ha bisogno di una saldatura, io sono quello presente che cerca di venire incontro in aiuto a un piccolo privato. E quali sono le difficoltà che riscontri maggiori in questo momento storico? Perché sappiamo appunto è un'epoca complicata, ci sono tante preoccupazioni per il futuro. Ne avete risentito? Comunque hai scelto di fare questo passaggio in un momento molto, molto difficile, insomma, ti piace complicarti anche la vita? Allora, diciamo che le sfide a volte non fanno male, ma fanno bene per la crescita personale. Quindi per me non l'ho vista come una difficoltà, ma come un'opportunità. Ok, Perché alle volte no, il fatto di essere un po' troppo rilassati ti fa perdere anche la voglia di crescere. Quindi ogni tanto c'è bisogno di un po' di difficoltà per andare oltre, no? Per metterti alla prova anche, per capire un po' anche quali sono le tue capacità. E quindi diciamo che ovviamente l'inizio è un po' difficile per quanto riguarda anche la parte burocratica, anche perché io potrei essere magari un buon artigiano, un buon certo.
saldatore, ma ovviamente la parte burocratica è una novità, non del tutto però, perché ovviamente devi anche essere un po' preparato anche da quel punto di vista, però tante cose ovviamente non le sapevo e col tempo ecco, era un po' di difficoltà, era quello capire un po' come partire, però ho avuto anche dei bravi collaboratori, ecco, infatti mi sono appoggiato alla CNA di Portogruaro dove ho trovato un personale molto preparato che mi ha dato le giuste dritte per continuare l'attività che sto E se facendo. volessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che vuole iniziare questa attività magari, o comunque che vuole mettersi in proprio, o magari che come te viene anche da un altro paese, quindi si deve confrontare, immagino, anche con tante difficoltà, dai pregiudizi alla lingua, a tutto quello che è nuovo, che consiglio daresti per questo settore? Il consiglio che io posso dare a un giovane di continuare a credere nei propri sogni, di non arrendersi mai alla vita, no? Che la vita alla fine è fatta di difficoltà, se no Certo. sarebbe troppo facile, ma questo non deve essere un ostacolo, deve essere come un'opportunità per capire anche cosa vuoi nella vita. Quindi il consiglio che posso dare io di impegnarsi per quello che si vuole veramente nella vita e fare il modo di realizzare e non arrendersi mai. E quando è stato il momento in cui hai deciso? Perché immagino non sia stata una decisione No. semplice, dire ok, mollo tutto, tra virgolette, ma mi metto in proprio, quindi inizio ad avere una serie di rischi che insomma prima non avevi. Quando è stato questo momento? Magari Allora, anche la tua famiglia ti ha consigliato, cioè esatto, penso sia stata una esatto. scelta anche sofferta. Credo che come nella vita di tutti noi uomini ci deve essere sempre anche un po' l'appoggio della persona che ha al suo fianco. Ecco, nel mio caso la mia ragazza, la mia compagna, ormai da 14 anni noi insieme, è sempre stata anche lei ad appoggiarmi Mhm. nel realizzare quello che è stato sempre il mio sogno di mettermi per conto mio e di avere una crescita professionale. Quindi dopo tante lamentele, no, che ho sempre voluto, non mi sentivo mai Eh, realizzato, ho sempre avuto quello di andare oltre e lei ovviamente conoscendomi come sono fatto, è arrivato un momento che mi ha detto ok. basta, è arrivato il momento, bisogna che fai il passo. Quindi è sempre lei quella che mi dà un po' il coraggio, anche perché è importante anche avere un appoggio da un'altra persona che ti incoraggia un po', ecco, di fare il passo. Beh, è fondamentale avere proprio il supporto anche di chi ci sta vicino. Io ringrazio Jazz in Cristo e vi do appuntamento al prossimo episodio di Artigiani Ritorno al futuro. Grazie mille È Jimmy, stato alla un piacere prossima. anche a me, grazie a voi.